La nostra posizione, la posizione di Fratelli d'Italia è che il governo sta gestendo la questione immigrati in maniera ridicola, che sta esponendo i cittadini italiani a situazioni molto complesse, che sta esponendo i sindaci a una impossibilità di governare i loro territori, che non riesce ad affrontare un business dell'immigrazione che ormai è sotto gli occhi di tutti, dietro il quale qualcuno si arricchisce. Quindi la posizione di Fratelli d'Italia è che bisogna intervenire seriamente. Noi dobbiamo intervenire in Libia con una missione europea che consenta al governo legittimo in Libia di riprendere il controllo delle coste e dei porti, aprire in Libia i centri per l'accoglienza dei richiedenti asilo, distribuire direttamente dal territorio africano in tutti i 28 paesi dell'Unione Europea questi profughi, e l'Europa si deve caricare i costi dell'accoglienza di questi immigrati, e per tutti gli altri, per gli immigrati clandestini, porte chiuse. Ma noi continuiamo a dire che è il governo che sta sbagliando nell'affrontare la questione in maniera diametralmente opposta a quella necessaria. Bisogna evitare che i disperati partano dai loro paesi d'origine, e affrontare la questione quando queste persone arrivano ai nostri confini è assolutamente inadeguato. Dobbiamo creare le condizioni perché il governo, anziché prendersela con i prefetti che spesso hanno le mani legate, se la prenda con se stesso, cambiando completamente l'approccio nel sistema di gestione dell'immigrazione, perché in questo modo riusciamo veramente a porre un freno a questa vera e propria invasione di cui non ne possiamo veramente più.